Ecco, adesso c'è accetta, perfetto, fatto. Ok. Buonasera a tutti, stasera presentiamo il libro del professor Paolo D'Angelo, sta qui, lo metto a favore di telecamera, si chiama Benedetto Croce, la biografia, il primo tomo del primo che riguarda gli anni 1866 e 1918. È il primo tomo di due e il secondo ancora in fase di studio. Il primo mi ha colpito che è molto bello, ora leggerò la quarta, cioè leggerò la copertina, la quarta copertina. Benedetto Croce, la figura di Croce ha dominato la cultura italiana per l'intera prima metà del Novecento. Autore di oltre 70 volumi, ha dato un contributo incalcolabile come organizzatore di cultura anche attraverso le riviste e le collane editoriali. Generazioni di critici letterari, storici e filosofi sono stati influenzati dalla sua opera. Non meno ragguardevole è stata la sua attività politica. Attento in gioventù al socialismo e a Marx, poi ne parliamo, fu poi su posizioni neutraliste allo scoppio della Grande Guerra e infine antifascista. Questo primo volume ne ricostruisce la biografia dalla tragica perdita dei genitori al terremoto di Casamiccio nel 1883, ai viaggi, alle amicizie e agli amori, alle abitudini domestiche, alle mille discussioni e polemiche con i protagonisti della cultura del tempo, per arrestarsi al 1918. La fine della prima guerra mondiale è uno spartiacque non solo nella vita del paese, ma anche in quella del grande studioso. Il professor Paolo D'Angelo insegna estetica all'Università Roma 3, nel 2021 ha vinto il premio Benedetto Croce per la saggistica. Per il Mulino ha pubblicato in ultimo Le nevrosi di Manzoni e La tirannia delle emozioni. È una biografia, come dicevo prima, scorrevole, anche se ponderosa, che va sulle 426 pagine, poi ci stanno le note che arriviamo sotto le 500 pagine, e inizia dai precordi. Io inizierei a ragionare sui vari punti che più hanno appassionato il professore. Prima di tutto, le due famiglie. Vediamo, insomma, gli ancestri. Chi erano i Croce e i Sipari, come l'incipit del libro, insomma. Grazie. Bene, la ringrazio molto. Erano due famiglie importanti, ragguardevoli, tutte e due abruzzesi. I Croce venivano da Montenero d'Omo, un paese sotto la Maiella, dove ormai il Palazzo Croce non si può più vedere perché è stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Montenero d'Omo ha avuto la sfortuna di stare proprio sulla linea Gustav e quindi ha avuto ingenti danni. I Sipari invece erano di Pescasseroli e a Pescasseroli, arrivando dall'autostrada per Pescara, scendendo da Pescina verso Pescasseroli, entrando nel paese si vede ancora, è visibile, è visitabile ancora oggi il grande palazzo costruito dai Sipari alla metà dell'Ottocento. Due famiglie importanti, dicevo, due famiglie che avevano accumulato ingenti ricchezze, soprattutto con la pastorizia. Allora l'Abruzzo era la terra delle pecore che scendevano poi d'estate verso la Puglia, scusate, d'inverno verso la Puglia, e avevano acquistato entrambe le famiglie anche grandi possedimenti nel Tavoliere pugliese. Ma la famiglia di Croce era ormai urbanizzata. La famiglia Croce era napoletana da 3 generazioni e i membri maschi, ovviamente, della famiglia erano diventati spesso giuristi e in particolare magistrati. Non il padre di Croce, il nonno e il bisnonno erano stati magistrati, non il padre che invece si era sempre occupato degli affari di famiglia, ma non aveva esercitato una professione. I Sipari, dal canto loro, erano rimasti più legati al paese di Pescasseroli e poi faranno molto per il paese di Pescasseroli, perché Erminio Sipari sarà il fondatore del Parco Nazionale d'Abruzzo, che ha segnato un po' la nascita turistica e naturalistica del paese. Anche loro però erano una famiglia che aveva ormai superato
diciamo così, il mero esercizio delle attività economiche, perché uno dei rappresentanti della famiglia era stato sindaco, sarà poi sindaco di Pescasseroli. Ecco, due famiglie importanti, dicevo, due famiglie abruzzesi, ma fortemente radicati i Croce a Napoli, e questo rimarrà determinante per tutta la vita di Croce, che si sentirà come lontane origini abruzzese, ma come cultura e come interessi soprattutto napoletano. Del resto la nascita pescasserolese fu casuale, o per meglio dire fu episodica, perché la famiglia Croce, di Pasquale Croce e, di, e della madre Sipari, avevano deciso di far nascere il piccolo Benedetto a Pescasseroli, perché a Napoli infuriava il colera. Bisogna dire che poi Croce non tornerà a Pescasseroli fino addirittura al 1910. Quindi molti anni dopo la nascita, e tornerà a Pescasseroli soltanto in età pienamente adulta. Visiterà questo grande palazzo materno a Vito terrà un discorso alla popolazione festante, e poi tornerà ancora a Pescasseroli, a Montenero d'Omo, e in occasione di queste visite, che saranno successive al periodo in cui Croce ricoprì l'incarico di ministro della pubblica istruzione nell'ultimo governo Giolitti, in occasione, dicevo, di questi due soggiorni, Croce scriverà due ritratti, diciamo così, dei due paesi, Montenero d'Omo e Pescasseroli, che metterà in calce al volume sulla storia del Regno di Napoli. Grazie per questa esaustiva risposta. Poi Croce perde giovanissimi, i genitori 17enni, i genitori del terremoto di Casamicciola, lui perde madre, padre e sorella, gli rimane soltanto il fratello Alfonso, e anche lì poi lei ricorda quell'episodio di Carlo del Balzo, che avrebbe scritto che Croce avrebbe... Cioè il padre dice offri 100.000 lire a chi ti salva la vita, insomma, e poi tutto legato a un'aneddotica che si è sviluppata dopo, anche a un noto scrittore, insomma, che l'ha ricordata. Va a casa del parente, Spaventa, lì 18enne, a maturità liceale classica, presa presso un istituto privato a Napoli, trova che l'ambiente romano dell'Università La Sapienza è chiuso, cioè non risponde alle sue esigenze, risponde alle esigenze di un giovane studioso che è molto colto, sinceramente, perché lui era poliglotta, tutto, aveva studiato, insomma, e lui trova che quell'ambiente gli va stretto. Quell'ambiente, io sottolineerei, l'ambiente intellettuale che Croce non stima, legato al suo parente Silvio Spaventa. Possiamo farne un ritratto, possiamo parlarne, insomma, possiamo vedere quale deficienze Croce trovava in quella cultura. Ma guardi, Croce le deficienze le trovava soprattutto nella cultura universitaria dell'epoca. Croce si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, lo zio, in realtà era il cugino del padre, ma Croce stesso lo chiamava zio, Silvio Spaventa, voleva avviarlo alla carriera diplomatica. Si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, ma rimane colpito, diciamo così, negativamente dal genere di insegnamenti, e lui stesso ricorda, per esempio, di aver avuto una polemica, lui giovanissimo, col professore di diritto,
scritto che gli aveva assegnato una ricerca sui diritti naturali. Croce, come poi anche più avanti nel tempo, si mette studiosamente a cercare quali possano essere i diritti naturali e alla fine va dal professore dicendo che non ne ha trovato nessuno e facendo arrabbiare il professore, che invece evidentemente teneva a questa teoria dei diritti naturali. È solo un episodio, ma ci fa vedere come Croce avesse già lì, appunto a 17-18 anni, una certa prevenzione nei confronti dell'università che poi ha mantenuto tutta la vita. Quando tornò a Napoli ebbe delle polemiche feroci con i docenti della facoltà di lettere di Napoli e scrisse una storia della cultura napoletana dei suoi ultimi 50 anni, cioè dal 1860 grosso modo al 1910, in cui tutti i meriti vanno alla generazione precedente, quella dei De Santis, quella degli Imbriani, quella dei Tari, mentre la generazione presente viene dipinta per lo più come quella di professori saccenti, ma poco preparati e soprattutto poco profondi. Diverso è il discorso per l'ambiente serale, diciamo così, di Casa Spaventa, perché a Casa Spaventa aveva 60 anni, era stato un protagonista del Risorgimento, era stato anni e anni all'ergastolo di Santo Stefano, era diventato poi sostanzialmente qualcosa di simile a un viceministro dell'interno dopo l'Unità d'Italia e poi era anche un insigne giurista perché era diventato presidente del Consiglio di Stato ed è stato uno dei creatori del diritto amministrativo italiano. E la sera, attorno a Casa Spaventa, che appunto era uno scapolo, allora si sposò poi soltanto 2 anni dopo con una vedova, Sofia Capecchi, dicevo, attorno al salotto di Spaventa si riunivano giornalisti, intellettuali, giuristi specialmente e anche qualche professore. E tra tutti i professori, quello che frequentava Casa Spaventa era l'unico che era riuscito simpatico a Croce, cioè Antonio Labriola. Bisogna dire che questo studioso, questo filosofo senza maestri, perché in fondo non ne ha avuti, e senza esperienze universitarie, perché anche queste sono state molto limitate, come ho detto, non ci sono stati altri episodi, ebbe invece in Antonio Labriola una figura di guida. Le loro lettere se ne scambiarono tantissime quando poi Croce tornò a Napoli, se ne scambiarono tante e Labriola era un personaggio divertente, era un personaggio ironico, era un personaggio molto diciamo così borderline per l'università del tempo. Pensate che quando gli venne assegnato il compito di tenere la prolusione per un anno accademico, pronunciò un discorso che venne aspramente censurato dal ministro dell'università e addirittura l'Università di Roma, un po' codinamente, rifiutò di stamparlo a quel punto. E allora Croce, come faceva spesso, mise le mani in tasca e pagò un tipografo perché pubblicasse questo discorso in tante copie. Ecco, questi erano un po' i loro rapporti. Da un certo punto di vista, Croce era un discepolo di Labriola, ma se uno guarda le lettere scopre una cosa molto strana, cioè che fra i due, in fondo, il più maturo era Croce, nel senso che non solo per le disparità economiche, perché spesso Labriola gli chiedeva dei prestiti, aveva dei problemi e ricorreva a Croce per avere delle sovvenzioni, soprattutto per la stampa dei suoi libri, ma anche perché Croce era più smaliziato. A un certo punto Labriola chiede a Croce di intervenire perché su una persona che, a detta di Labriola, pare non avesse pagato un traduttore e Croce gli dice: ma scusa, se io non entro in queste faccende private, non posso andare da uno a dirgli che è un disonesto o che è un ladro. Se tu pensi che le cose stiano così, fallo tu. Ecco, se pensiamo che era un ragazzo di poco più di 20 anni
da una parte, dall'altra un professore universitario molto oltre i 40, beh, è un rapporto singolare, indubbiamente, un rapporto molto, molto divertente anche da seguire, perché poi Labriola era pieno di, così, di anticonformismi, di originalità, e quindi è stato un rapporto molto formativo per Croce. Un rapporto alla pari quasi, dalle lettere pari, quello che pareva, insomma. Sembra proprio di sì, e del resto, se pensiamo allo studio del marxismo, vediamo che è diventato quasi subito un rapporto alla pari. Poi, secondo passo, lui si forma, Croce, da solo come studi di erudizione, di profonda erudizione, perché erudito nel senso che conosceva il latino, che sapeva la paleografia, studiava documenti antichi nella Napoli del 5 e del 600, si forma da solo. Anche qui è legata all'aneddotica che lui dal Vomero scende, dal suo di Mulo, studia 14 ore al giorno, va in archivio, si inserisce in quella genia di eruditi napoletani, Bartolomeo Capasso e Salvatore Di Giacomo. E anche lì poi organizzatore culturale, studi di profonda erudizione sui teatri, ma anche sulle altre vicende, Lucrezia D'Alagno, anche le altre cose che lui poi raccoglierà e pubblicherà, quelle cose lungo il corso di tutta l'intera vita, perché non si stacca mai dalla storiografia. Parliamo un po' della storiografia di Benedetto Croce, insomma, perché e poi passiamo alla filosofia. Prego, professore. Ma come lei diceva, Croce comincia proprio con studi di storia locale, sostanzialmente. Studia la Napoli spagnola, studia appunto la vita teatrale, ma non la vita teatrale dal punto di vista letterario, proprio dal punto di vista dell'organizzazione dei teatri, degli attori, degli impresari, degli spettacoli che andavano in scena. E studia anche episodi curiosi del passato, per esempio i soggiorni e le conoscenze napoletane di Giacomo Casanova o quelle di Goethe, e poi appunto per esempio la storia di Lucrezia D'Alagno. Anche qui c'è un aneddoto divertente che riguarda Labriola, perché sapete, Lucrezia D'Alagno era una diciottenne che era diventata la come dire, non sappiamo bene, la compagna del re Alfonso di Aragona, che aveva 54 anni, ma tese sempre, era di una famiglia nobile, Lucrezia D'Alagno, tese sempre a sostenere di aspettare le nozze regali quando il re si fosse liberato, è triste usare questa espressione, della moglie in carica. Croce non, insomma, si barcamena sulla vicenda, mentre Labriola, in modo molto sbrigativo, gli dice: hai scritto la biografia di una sgualdrina. Ecco, questo è un modo anche per vedere i loro rapporti, ma torniamo alle ricerche di storia. Ecco, erano ricerche all'inizio dettate forse più da una curiosità che da una visione storiografica complessiva. Del resto non era possibile diversamente in un giovane di quell'età. Però erano delle ricerche sempre condotte con molta attenzione, con molta acribia. Bartolomeo Capasso, che era uno studioso annoso, espertissimo di storia napoletana, guardava questo giovane muovere i primi passi, ma già così agguerrito nella ricerca dei documenti. Il lavoro sui teatri di Napoli fu uno scavo enorme negli archivi napoletani per ricostruire 3 secoli su per giù di storia dei teatri, e la prima edizione, quella che Croce pubblicò ancora diciamo nei primi anni della sua attività, era molto più ricca di aneddoti, di documenti, di quella che poi Croce ripubblicò invece, credo nel 1916 o giù di lì. E la cosa che lei diceva è molto interessante, cioè Croce tutti questi lavori non li perse di vista, e anzi quando chiude il grande periodo filosofico con la stesura del sistema filosofico, con il 4º volume del sistema filosofico, la teoria e storia della storiografia, immediatamente si dà per alcuni anni,
insieme a molte altre attività naturalmente, perché l'altra caratteristica di Croce è stata sempre quella di lavorare contemporaneamente a tanti progetti, si dedicò a pubblicare, trasformandoli spesso profondamente, i saggi che aveva elaborato da giovane. E allora nascono appunto libri come La Spagna nella vita italiana nella vita italiana della Rinascenza, oppure di nuovo la seconda edizione dei teatri di Napoli. E poi, come lei diceva, questo lavoro continua tutta la vita, perché aneddoti di varia letteratura, eh, e varietà di storia letteraria e civile sono testi che Croce pubblicherà molto dopo, ma sempre attingendo a questa riserva veramente sterminata di ricerche erudite che lo occupano sostanzialmente dal 1883-4, cioè da subito dopo il terremoto, la perdita dei genitori, fino sostanzialmente all'incontro col marxismo nel 1895. Croce nel lavoro intellettuale aveva la ragione della propria vita, credo, insomma, che questo era, che lui si ammazzava di lavoro, insomma, in sostanza, quindi leggeva molto, studiava molto e aveva diversissimi interessi. Dopo il periodo storiografico, qui abbiamo l'apertura alla filosofia. Lui si avvicina, studia cognizioni di causa e il materialismo. Studia cognizioni, suppongo, cioè, come lei ha detto, giustamente anche scambi di idee con la Briola, e in quello stesso periodo c'è anche il contatto con Giovanni Gentile. Giovanni Gentile che ha cioè una sorta di vivere gli anni in comune, insomma, nell'esperienza quando entrambi, Croce fonda la critica e Giovanni Gentile in sostanza è uno dei punti d'appoggio essenziali di Benedetto Croce. Quindi arriviamo, io parlerei ora del suo approccio al materialismo. Sì, anche qui la vicenda è singolare. Croce riceve un saggio di Labriola che parla del Manifesto dei Comunisti. Ora, il Manifesto dei Comunisti del 1844 è probabilmente oggi è stato uno dei testi più tradotti, più stampati, più diffusi, ma allora in Italia non era tradotto, o ne erano tradotti solo degli estratti, il tedesco lo sapevano in pochini, e quindi per Croce fu una grande novità. La Briola aveva elaborato diciamo così, aveva cominciato attraverso quel testo ad avvicinarsi alla teoria del materialismo storico, e Croce pian piano fa lo stesso, pian piano per i tempi di Croce, perché in realtà in tempi molto rapidi prima si dedica a una ricerca ancora di tipo erudito sul comunismo di Tommaso Campanella, ma già questo gli crea come dire, una certa notorietà nell'ambiente del socialismo internazionale, perché una piccola monografia su Campanella l'aveva scritta Jules Laforgue, che era il genero di Marx, e che era un po' uno storico un po' così, abbastanza diciamo disinvolto. Quindi Croce comincia a occuparsi di comunismo, di socialismo, subito entrando non in polemica, ma insomma in relazione con gli ambienti socialistici internazionali, perché Laforgue aveva pubblicato sulla rivista del socialismo francese, il Devenir Social. Poi Croce affronta il problema del materialismo storico, e anche lì quello che all'inizio sembrerebbe un discepolato di Labriola, nei confronti di Labriola, diventa quasi subito una presa di posizione autonoma, perché Labriola dice e non dice, ma sembra d'accordo sul fatto che il materialismo storico è una filosofia della storia. Croce, che era polemico da sempre nei confronti della filosofia della storia, e poi lo sarà in modo esplicito, lungo anche nella maturità, invece
rifiuta quest'idea del materialismo storico come filosofia della storia e riduce in qualche modo il materialismo storico a canone di interpretazione storica. Cosa vuol dire? Vuol dire che Croce dice non è che ci sia, non c'è nessun determinismo nella storia, neanche e quel che c'è di deterministico nella dottrina marxista è sbagliato. Però nel marxismo c'è un'idea molto importante, e proprio in relazione agli studi storici, e cioè che i rapporti economici, le condizioni sociali, l'organizzazione del lavoro sono degli elementi fondamentali per capire una società e anche per capire quelle cose di quella società che non vengono direttamente da quella base strutturale, cioè sempre in modo non deterministico il andare a studiare la struttura economica del passato e del presente è un modo per capire molte cose della storia. Questo Croce non lo rifiuterà mai. Questo rimarrà uno dei grandi insegnamenti del periodo, chiamiamolo così, marxistico di Croce, e all'interesse per questi aspetti della storia Croce non rinuncerà mai. Nel fare questo Croce incontra un giovane, relativamente più giovane di lui, a 9 anni di meno, Giovanni Gentile, che anche lui in modo abbastanza originale, perché non era un tema proprio, come dire, che uno studioso dell'epoca avrebbe consigliato a un suo discepolo che voleva fare la carriera universitaria, comincia a occuparsi di materialismo storico e da subito si crea insieme una complementarità tra i due studiosi e un'antitesi, perché Croce è tutto interessato appunto al materialismo storico come canone di interpretazione storica e all'economia di Marx, agli studi economici di Marx. Gentile è tutto interessato alla filosofia di Marx, alla filosofia della prassi, e quindi da subito sono complementari in un certo senso, ma anche in qualche modo antitetici, perché Croce si occupa di un Marx che è molto diverso da quello caro a Gentile. Però per tutti e due questo studio, che per Croce dura molto intensamente 3 anni, ma con meno intensità potremmo dire anche 5, diventa un tramite per entrare in un dibattito molto più ampio, un dibattito europeo. È la prima volta che il nome di Croce risuona anche all'estero. Pensate che, per esempio, i teorici del cosiddetto revisionismo, cioè Edward Bernstein, per esempio, in Germania o in Francia Georges Sorel, leggono Croce, lo discutono e lo apprezzano moltissimo, e d'altra parte il libro sulla filosofia di Marx di Gentile verrà elogiato addirittura da un signore che si chiamava Vladimir Ilich Lenin, e quindi siamo proprio in un contesto di grande apertura internazionale. Il povero Labriola in tutto questo è frastornato. Sperava che Croce gli desse una mano a interpretare e diffondere il marxismo, e si trova invece ad essere avvicinato insieme a Croce ai teorici della cosiddetta crisi del marxismo, cioè appunto del revisionismo internazionale, quello di Kautsky, di Bernstein, di Sorel. Per Labriola bisogna dire, è un brutto colpo, cioè Labriola questa cosa se la lega un po' al dito anche per questioni personali, perché cominciava a soffrire pesantemente per la sua malattia, e vedere Croce andare per una strada così autonoma un pochino lo amareggia. Quando poi Croce si dedica all'estetica è proprio il colpo finale, perché Labriola gli dice che che l'estetica se la può tenere e che a lui dell'estetica non importa nulla.
qua volevo arrivare, siccome lei insegna estetica, è la sua materia, la concezione estetica di Croce, perché Croce si avvicina all'estetica dopo aver studiato il materialismo? Che cambia direzione filosofica, mi si interessa prima la filosofia politica e poi va direttamente sull'estetica, come poi Nova si interesserà di logica, anche lì ci sono delle domande. Quindi inizierei a parlare dell'estetica crociana, insomma. Sì, guardi, Croce in realtà si avvicina all'estetica già molto prima, perché nel salotto di Spaventa si continuavano a citare libri tedeschi e allora l'estetica era prevalentemente coltivata in Germania ed erano usciti dei grandi mastodontici volumi di estetica e di storia dell'estetica. In Italia non se ne occupava praticamente nessuno, c'era qualche positivista che si occupava di estetica. Croce intuisce una cosa, cioè intuisce che per dare solidità all'attività critico-letteraria e critico-artistica serve una teoria e che questa teoria in Italia non c'è. L'unico che ha cercato di lavorare in questo senso è stato De Santis, ma De Santis era un critico letterario, non era un filosofo, anche se conosceva bene Hegel e aveva studiato e insegnato a Zurigo. Quindi Croce stranamente vede nell'estetica un campo assolutamente vergine, dove c'è molto da lavorare e molto da costruire. Lo scrive a Gentile, dice si tratta di un ramo di studi da creare. Ma quello che intuisce è che questo tipo di studi può dare solidità e impianto alla critica letteraria. E la critica letteraria è un grande veicolo culturale all'epoca. Non è la critica letteraria di oggi, che è una disciplina ormai un po', come dire, marginalizzata. Allora, qualsiasi persona colta si occupava di letteratura, leggeva i romanzi, le poesie dell'epoca e leggeva anche i critici. Quindi Croce, attraverso lo studio dell'estetica, dà una fondazione rigorosa alla critica letteraria e al tempo stesso coltivando una scienza che potrebbe sembrare astrusa e lontana dagli interessi filosofici, dagli interessi dei non filosofi, voglio dire, in realtà si mette in sintonia con la cultura del paese perché offre una base teorica alla critica d'arte e alla critica letteraria. Croce quindi quando lui stesso, quando pubblica l'estetica, non si aspetta l'eco che questa opera del 1902 avrà. Dice, ma l'editore ne vuole stampare 1000 copie, ma insomma, forse sono troppe. In realtà l'opera viene tradotta quasi subito in francese, in inglese, in tedesco, viene ristampata 3 volte nel primo decennio e diventerà una delle opere filosofiche più tradotte, italiane, più tradotte al mondo, insieme alla Scienza Nuova di Vico e alle opere di Gramsci. Credo che l'estetica sia, e forse a qualche opera di Umberto Eco, credo che sia una delle opere più tradotte in varie lingue. Ormai credo che ci siano almeno una trentina di traduzioni dell'estetica, l'ultima che ho visionato personalmente, anche se non nella traduzione, perché ovviamente non conosco questa lingua, è credo la traduzione albanese che è uscita 2 anni fa. Impressionante, comunque ancora vive. Poi lui aveva una caratteristica che quando leggeva e faceva recensioni stroncava ciò che non gli piaceva ed entrava in polemica netta, annientando, come si dice, insomma, chi non gli piaceva. Poi ebbe anche dei dissidi con Giovanni Papini, soltanto, nel senso che anche a me pareva uno scontro quello di Papini, come se non avesse riconosciuto l'autorevolezza di Croce, insomma, l'attacco dei Papini che muoveva Croce, come se non avesse una netta percezione di chi aveva davanti. Questo mi è parso. Certamente, guardi, il rapporto di Croce con i giovani, diciamo così, che si affacciano alla cultura nel primo decennio del Novecento è molto interessante e molto vario, perché Croce
all'inizio del Novecento ha subito una serie di grossi intellettuali, grossi non al momento, ma che diventeranno degli intellettuali importanti. Penso a Giuseppe Antonio Borgese, penso a Prezzolini e a Papini, che lo apprezzano molto. Un altro giovane che allora muoveva i primi passi, cioè Roberto Longhi, il grande critico d'arte, diceva che Croce era stato il grande liberatore delle loro menti giovanili. All'inizio questi giovani sono molto crociani in fondo, no? Cioè sono molto vicini a Croce, lo ritengono che sia uno che sta svecchiando la cultura italiana. Papini e Borgese, ma soprattutto Papini, sono però i più irrequieti. Papini è un po' un ragazzaccio in quell'epoca, cioè è molto autonomo, è molto irriverente e soprattutto gli pesa la, come dire, l'autorità di Croce, la solidità di Croce. E Papini è un intellettuale così, diciamo, molto legato alla polemica del momento, all'attualità, a una certa sbrigatività, non, potremmo dire giornalistica, no? Senza ingiuria per il giornalismo. E quindi Papini è il primo a soffrire, a entrare in conflitto con Croce. E questo conflitto però cresce molto rapidamente e anche perché Papini comincia ad avvicinarsi ad ambienti futuristici e poi ad ambienti interventisti. Nel 1913, al culmine di questa polemica, Papini in un teatro romano legge un testo che si intitola Contro Roma e contro Benedetto Croce ed è un po' il simbolo di questa generazione che in pochi anni passa come dire, scudieri del crocianesimo a avversare il crocianesimo. La stessa cosa su un piano diverso succede a Giuseppe Antonio Borgese, che è un critico certamente molto più solido e molto più esperto di Papini, ma che soffre un po' come dire, la supremazia crociana e quando Croce pubblica il libro su Vico reagisce criticandolo abbastanza aspramente e rompendo i rapporti con colui che gli aveva pubblicato la tesi di laurea all'inizio della carriera di Borgese. Ma c'è un elemento anche che non va dimenticato. Tutti questi giovani, cioè Prezzolini, Papini, Borgese, quando si comincia a parlare di guerra, sono tutti a favore dell'intervento, sono tutti per l'entrata in guerra dell'Italia e quindi Croce si trova isolato, si trova ad essere non più in sintonia con la generazione dei giovani e a quel punto fa una cosa molto strana, cioè prende un atteggiamento un po' senile, cioè come di vecchio studioso, ma ha 40 anni, quindi è tutt'altro che vecchio, almeno per i metri attuali, però rimbrotta questi giovani, qualche volta anche in modo un po', come dire, un po' troppo severo, un po' troppo così da insegnante deluso, e quindi c'è una rottura. Lo dico perché spesso Croce è stato considerato come in perfetta sintonia, il rappresentante della cultura italiana. In realtà il suo rapporto con la cultura italiana è stato molto variabile. Ripeto, nel primo decennio del Novecento c'è una grande sintonia, una grande vicinanza, perché Croce viene percepito come un intellettuale di rottura, come uno che è fuori dall'università, scrive quello che vuole sui grandi letterati e romanzieri, però poi già lo scoppio della guerra lo mette in una posizione di forte isolamento. Insomma, il paese non è più con lui, è del tutto lontano dal modo in cui Croce ha vissuto prima lo scoppio della guerra europea e poi l'entrata in guerra dell'Italia. Certo, poi ci sta una parte della filosofia, abbiamo visto tutto, estetica, materialismo, anche
filosofia della storia, ma la logica crociana, un piccolo passaggio sulla logica. Beh, la logica è forse il testo che all'uscita suscita più delusione e dibattito. L'idea, cioè il motivo è abbastanza chiaro. Nella logica si trova la vituperata spesso distinzione tra i concetti puri della filosofia e gli pseudoconcetti delle scienze empiriche. Croce non intende questa divisione in senso svalutativo, però non c'è dubbio che in questo modo viene recepita e in questo caso Croce ha delle polemiche, proprio in questo campo Croce ha delle polemiche molto dure, in parte con i pragmatisti italiani che erano vicini agli ambienti fiorentini in cui si muoveva Papini, cioè appunto per esempio Vailati, Calderoni, che sono degli scienziati, almeno come formazione, e in parte perché si scontra con gli esponenti del positivismo, in particolare con Pasquale Villari e poi con De Sardo. E sono grandi polemiche che diciamo così, portano Croce a polemizzare forse perfino in modo troppo acceso con le vedute degli scienziati del suo tempo, ma in realtà Croce non ha un interesse particolare per queste discipline. Quello che interessa Croce è la storia, è la letteratura, è la filosofia. Le scienze per lui sono spesso legate a quella strana declinazione della ricerca scientifica che era stata caldeggiata dal positivismo. E la reazione di Croce contro la scienza è non una reazione contro la scienza in generale, ma contro la scienza positivistica. Che poi Croce non riesca a vedere gli sviluppi successivi della scienza dipende dal fatto che appunto la sua cultura e il campo della cultura in cui voleva agire non era certamente non aveva una formazione scientifica, insomma. Non aveva assolutamente una formazione scientifica, è stato un grande umanista e l'unico momento in cui costeggia, diciamo così, una scienza è quando si occupa di studi economici, ma anche in quel caso si tratta di una scienza sociale sostanzialmente, non certo di una scienza naturale. E questo rimane per Croce, direi, costante. Insomma, non c'è un interesse per queste discipline e del resto Croce rivendica questo, cioè dice ma io in fondo rispetto ad altri filosofi, lui parlava soprattutto di Hegel, ma noi potremmo pensare ad Heidegger o a Gadamer, lui dice ma io in fondo ho voluto, come dire, salvare quel tipo di conoscenza che non è conoscenza scientifica, ma non mi sono mai permesso di diciamo così, di criticare o di ingerirmi nelle procedure degli scienziati. Non è una cosa che non ho fatto, mentre Hegel cercava ancora di come dire, di pronunciarsi su elementi scientifici e scrive una filosofia della natura, ecco, la filosofia della natura Croce non l'avrebbe mai scritta. Grazie, anche qui abbiamo toccato tutto. Ci stavano altre cose interessanti. Il sodalizio con Giovanni la Terza. Cioè Giovanni la Terza si reca a casa di Croce e dice io ho iniziato un'attività imprenditoriale e Croce lo segue fino alla morte la Terza, insomma un sodalizio che dura 40 anni, suppongo, perché la Terza morì nel 44. Quindi grande organizzatore culturale. Su questo lascio, poi c'è anche il polemista contro l'università, le cattedre date, le cattedre non date. Lui ce l'aveva con Guglielmo Ferrero, e quindi anche lì da senatore, poi viene nominato senatore, e anche con chi veniva bocciato all'università ingiustamente. Insomma. Cioè io farei un doppio passaggio sulla Terza e sull'università, la polemica contro l'università.
Sì, tra l'altro è un passaggio pienamente giustificato perché in qualche modo la casa editrice La Terza fu, se mi consentite questa espressione, l'università di Croce, nel senso che fu la cattedra dalla quale Croce esercitò la sua influenza sulla cultura. Anche qui è divertente l'incontro perché La Terza era un piccolo imprenditore, aveva una tipografia, una cartoleria, però voleva cimentarsi nell'attività editoriale. Ora pensate che in tutta la Puglia allora non c'era un'università, quindi le uniche università del sud erano l'Università di Napoli e le università siciliane, ma non c'era università né in Calabria, né in Puglia, né in Basilicata. E quindi la Terza va a Napoli perché gli hanno detto guarda che gli intellettuali stanno lì in un certo senso, e va a trovare Francesco Saverio Nitti, va a trovare Croce, va a trovare anche altri intellettuali, ma con Croce scatta subito un'affinità straordinaria. Giovanni la Terza non aveva una grande cultura e certamente aveva una cultura assolutamente imparagonabile a quella crociana, però fra i due scatta una specie di affinità, perché a Croce piace questo giovane imprenditore così intraprendente e così voglioso di fare qualcosa per la cultura, e alla Terza piace questo filosofo che a differenza degli altri gli dà subito dei consigli molto, molto diretti e nasce un sodalizio, come lei diceva, destinato a durare fino alla morte di Giovanni la Terza e poi a continuare in parte anche nelle vicende successive della casa editrice. Croce fa subito una scelta che oggi un editore non so quanto condividerebbe, cioè dice subito non pubblicare romanzi, pubblica saggi e pubblica roba grave, roba seria, pesante, ma pesante culturalmente, insomma. E Croce insomma, aiuta la Terza a muovere i primi passi, ma soprattutto vara con la Terza alcune operazioni che sono poi al di là di tutto, al di là di tutti i discorsi che si sono fatti, proprio quelle che hanno innervato la cultura italiana. Pensate alla collana classici della filosofia. Io ho studiato filosofia alla fine degli anni 70, ma quasi tutte le traduzioni dei classici che leggevo erano ancora quelle, magari un po' riviste, della collana fondata da Croce e da Gentile. L'altra operazione straordinaria è quella degli scrittori d'Italia. Pensate che Croce vara un progetto che inizialmente prevede 600 volumi. Ora pensate oggi andare da un editore a dirgli voglio fare una collana di 600 volumi, probabilmente si verrebbe scaraventati per le scale. Invece Croce riesce a fare questa operazione e pubblicherà in questa collana 240, cioè questa collana quando verrà poi chiusa, ma molti anni dopo la morte di Croce, aveva pubblicato quasi 300 volumi. La cosa straordinaria è che Croce di solito viene dipinto come quello di poesia e non poesia, del fatto che o c'è la poesia o non c'è la poesia, ma se uno va a vedere gli scrittori d'Italia, negli scrittori d'Italia la concezione della letteratura è amplissima, ci sono economisti, ci sono storici, ci sono memorialisti, ci sono autobiografi, ci sono saggisti, filosofi, critici letterari, anche se in misura minore. Cioè è un'opera in cui si trovano veramente, diciamo, quasi, diciamo proprio tutti, ma quasi tutti i testi fondamentali della cultura italiana. Ecco, sono queste le vie attraverso le quali è passata la grande influenza di Croce, oltre che naturalmente quella dei suoi libri e delle sue imprese. La polemica con l'università è un po' connaturata a quest'opera, cioè Croce non ce l'aveva per principio con la filosofia universitaria, come era stato il caso per esempio di Schopenhauer, no? Che aveva scritto contro la filosofia universitaria. Croce si rende conto che
ormai nell'organizzazione culturale ampia dei paesi progrediti l'università svolge un ruolo che non può essere surrogato, se non eccezionalmente, al di fuori da altre istituzioni. Però Croce coglie due aspetti. Uno, la chiusura dell'università italiana della fine dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento. Pensate che allora uno studioso di letteratura non poteva occuparsi di letteratura contemporanea se insegnava all'università, cioè erano due attività diverse, e quindi Croce immediatamente invece si occupa di una letteratura viva, cioè della letteratura dei suoi tempi. I primi saggi di Croce riguardano la letteratura dell'Italia Unita dal 1870 al 1910 sostanzialmente. Questo è un primo punto. Poi Croce si rende conto di una cosa, che l'università non è solo il tempio del sapere, non è solo il luogo dove si scambiano esperienze intellettuali, ma è anche una organizzazione pratica, economica, dove le persone vogliono fare carriera, dove si creano delle, come dire, delle chiusure nei confronti di qualcuno, uno nei confronti dei quali si crea una chiusura nei primi anni del Novecento è Gentile, che è uno molto rampante, anche molto capace sicuramente, e Croce non accetta che alcune università rifiutino di chiamarlo, rifiutino di dargli la possibilità di un insegnamento universitario. Bisogna dire che poi Gentile diventerà a sua volta uno dei protagonisti della vita universitaria e avrà all'interno dell'università un'influenza molto forte, al punto che la filosofia italiana dagli anni 20 agli anni 45-50 sarà molto più prevalentemente gentiliana che crociana, perché Croce all'interno dell'università aveva certamente una penetrazione forte nell'ambito degli studi letterari e anche degli studi artistici, della storia dell'arte, ma nel campo filosofico insomma, l'influenza e la preminenza di Gentile saranno forti. Ma a Croce rimarrà sempre questa, come dire, questo sospetto nei confronti dei professori, e una delle caratteristiche della scrittura crociana è che quando Croce chiama qualcuno professore vuol dire che si appresta a stroncarlo o quantomeno a criticarlo. Quindi per lui l'epiteto non è decisamente lusinghiero. Ma sfottò, insomma, cioè. Sì. Ma poi ci sta una cosa, poi il dissidio con Croce, ma quello verte sull'attualismo, proprio quella è un'altra cosa, non quello che avverrà dopo nel secondo volume in cui proprio rompono sul fascismo. Qua era per un dissidio sulla filosofia, insomma, anche quella poi è una parte tragica, perché poi credo che non abbiano finto i rapporti d'amicizia per 20 anni. Cioè, No, guardi, è stata pesante, insomma. anzi, la cosa singolare è che perfino quando litigano, diciamo così, sui contenuti filosofici, i rapporti rimangono buoni. Il vero dissidio, cioè la vera rottura dell'amicizia, avviene poi quando Gentile prende posizione a favore del fascismo, e quella è una rottura irrimediabile. Quello che avviene nel 1913 è qualcosa di diverso, anche se comunque ha delle conseguenze importanti, perché ormai le due filosofie divergono completamente, ma divergono proprio nella, come dire, oltre che nelle soluzioni specifiche, proprio nell'animus, perché Croce è un filosofo che non è un metafisico e non è un filosofo astratto, diciamo così. Croce è un filosofo della storia, è un filosofo dell'arte, è un filosofo dell'economia, è un filosofo della politica, ma le grandi costruzioni e diciamo così, le impalcature logiche non sono il suo forte, non sono la cosa che apprezza di più. Gentile è una mente filosofica molto
come dire, molto compenetrata. È un filosofo puro in qualche modo, cioè è un filosofo che si confronta con i grandi problemi tradizionali della filosofia, e Croce lo ha sempre sentito un po' distante in questo. E se uno va a vedere le loro polemiche, sono continue da quando cominciano a occuparsi di materialismo storico, a quando si occupano di estetica, a quando si occupano di logica, di linguistica. Gentile è sempre molto acuto nel criticare certe posizioni di Croce, e spesso Croce gli dà ragione, cioè poi accetta delle soluzioni più vicine a quelle di Gentile che a quelle da cui era partito. Però quando Gentile col sommario di pedagogia e poi ma soprattutto col sommario di pedagogia, poi verranno gli altri testi teorici forti di Gentile, elabora la propria filosofia, Croce capisce che ormai sono su due piani molto diversi. E la cosa veramente che colpisce è che Croce decide di portare in pubblico il dissidio con Gentile proprio nei mesi in cui attraversa il grande periodo di sconforto per la morte della compagna della prima parte della sua vita, Angelina Zampanelli. È un po' come se Croce in quei mesi non avesse testa per fare le cose, le ricerche storiche, filosofiche e letterarie che erano il suo pane quotidiano, ma riuscisse a trovare la concentrazione necessaria proprio quando si trattava di mettere a fuoco il dissidio che lo opponeva ormai a Gentile. Poi cerca un po' di mascherare questo dissidio, dando, come fanno a volte i professori, la colpa agli allievi, ma in realtà il dissidio c'è, è molto profondo, Croce se ne rende conto, e portarlo in pubblico certamente è come dire, un gesto di onestà che credo anche Gentile apprezzò. Non credo che ne rimanesse particolarmente contrariato. Però certamente da lì i rapporti progressivamente si indeboliscono, anche perché Gentile è sempre più autonomo. Comincia ad avere degli allievi, comincia ad avere le sue riviste, comincia a pubblicare autonomamente i suoi libri, e quindi il rapporto con Croce indubbiamente si indebolisce, ma non si perde fino a quando non si mette di mezzo la politica. Certo, poi stanno le ultime due domande. La prima è Boke-Kreutz, nel senso, lui era contro la guerra, come tutti quanti i grandi intellettuali, da Aristofane in poi, era contro la guerra, e questa la paga anche Nietzsche, anche altri intellettuali, non solo Croce. E questa la paga, e molti gli si riversano contro, e viene riempito anche di contumeli, insomma, sui giornali. Lui credeva fermamente nel neutralismo. C'erano due aspetti. Diciamo, Croce era un uomo pratico, era un uomo molto pratico, e sapeva una cosa che in realtà dovrebbero sapere tutti, e cioè che nelle guerre si muore, ci sono distruzioni, si perde una quantità enorme di lavoro, di ricchezza, si creano le condizioni perché gli uomini e le donne si trovino in condizioni drammatiche. Tutto questo Croce lo sa, e gli sembra una follia che un paese che poteva rimanere fuori dalla guerra invece chieda a gran voce che ci si precipiti nella guerra. Poi c'è un altro aspetto che all'inizio ha un ruolo abbastanza importante. Croce è un ammiratore della Germania. Non della Germania che verrà dopo, naturalmente, ma della Germania degli anni tra il 1870 e il 1910, quando la Germania aveva quel ruolo di guida culturale del mondo che poi sarebbe stato magari quello degli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? Cioè la scienza era prevalentemente una scienza tedesca, ma non solo le scienze umane, anche le scienze dure, la fisica, la chimica, e Croce aveva una grande ammirazione per l'organizzazione tedesca. Inoltre Croce sapeva che noi eravamo legati a un trattato che non ci obbligava ad entrare in guerra, certamente a fianco degli imperi centrali, ma ci
sconsigliava, diciamo così, dal punto di vista etico, di metterci contro di loro. Tutto questo lo porta a dire: ma stiamo fuori dal conflitto, cioè stiamo fuori dal conflitto, e cerca di avere, e in questo si avvicina un po' alla posizione di Gentili, scusate, di Giolitti. Giolitti, insomma, anche lui sa che entrare in guerra è un azzardo. Tra l'altro Croce intuisce anche due cose che all'inizio nessuno si aveva chiaro. Uno, che sarebbe stata una guerra lunga. Allora, come spesso accade quando scoppiano le guerre, tutti pensano, lo stiamo vivendo anche adesso, no? Tutti pensano che in poche settimane sarà finita perché uno dei due contendenti o soccomberà o avrà la meglio, e invece poi ci si trova di fronte a conflitti che magari durano anni e anni. E allora Croce intuisce che sarà una guerra lunga, e poi Croce non si fa illusioni sulla preparazione dell'Italia. Sa che l'Italia è un paese fragile economicamente, che è un paese debole rispetto alla Germania, ma anche alla Francia, all'Inghilterra, e sa che rischia di fare un po' il vaso di coccio anche entrando in guerra in un'alleanza con i paesi occidentali, e quindi e con la Russia, e quindi è molto prudente. Insomma, direi che l'elemento che predomina è la prudenza in Croce, e Croce intuisce che la guerra creerà un sacco di problemi all'Italia, e purtroppo sappiamo bene che è stato così. E purtroppo l'altra cosa sorprendente è che appunto l'università, che era e i giovani universitari all'epoca erano tutti interventisti, e addirittura alcuni professori furono bastonati, picchiati, perché considerati neutralisti o addirittura alleati della Germania. Tra l'altro un amico di Croce, Cesare De Lollis, ebbe appunto un'aggressione da parte degli studenti universitari, che poi sarebbero stati quelli che la guerra l'avrebbero fatta, e spesso ci avrebbero anche lasciato la vita. Certo, come Renato Serra, insomma. Poi, dicevamo, poi Croce non sopportava D'Annunzio, questa però poi che la richiamerebbe un'altra puntata, insomma, non sopportava D'Annunzio, che non lo sopportava proprio, insomma, non gli piaceva. Erano due personaggi antitetici, in tutto, perché D'Annunzio era un dandy e Croce non aveva nessuna debolezza dendistica, pur avendo la condizione sociale che gli avrebbe permesso una vita da dandy. Era un poeta che Croce inizialmente non disprezzava, ma certamente Croce disprezzava la ruffapopolo, il vate che arringa la folla invocando l'entrata in guerra dell'Italia, e i discorsi e appunto le imprese di Fiume, eccetera. C'è da dire anche che c'era stato un episodio personale di scontro tra i due, perché Croce aveva difeso Edoardo Scarpetta, che aveva parodiato la figlia di Iorio di D'Annunzio, ed era stato citato da D'Annunzio per plagio. Croce, su invito di Scarpetta, che era napoletano e che conosceva Croce, fa una perizia in cui scagiona Scarpetta dicendo che si tratta non di un plagio, ma di una parodia, e la parodia esula dalle leggi del plagio. È un episodio abbastanza noto, perché è stato ricostruito, direi fedelmente, da Mario Martone nel film Qui rido io, in cui si racconta la storia di Scarpetta, e c'è anche un Croce che appunto va in tribunale e si pronuncia contro D'Annunzio.
nel libro ci sono delle foto che potete vedere qui, fanno vedere Croce nelle varie fasi della sua vita, gli antenati, Silvio Spaventa, Montenero d'Omo, bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, poi i Camaldoli, la gita 1890, quando stava nel gruppo dei Nove Musi, insomma, qua con Vittorio Spinazzolo, Renato Fava, Francesco Saverio Nitti, Michelangelo Schipa, lo storico, e poi quando partecipava ai vari congressi di filosofia, grande viaggiatore, abbiamo detto, ad Heidelberg, poi andò in Spagna. Lui sapeva leggere lo spagnolo perché studiava i documenti del viceregno napoletano. L'ultima domanda: quali biografie lei ha trovato valide? Parlavamo prima di Raffaele Colapinto, cioè quali studi lei ha trovato validi per fare il suo studio? Insomma. Guardi, il libro di Raffaele Colapietra, Croce e la politica italiana, è una miniera di notizie ed è un libro ancora, a mio parere, utilissimo. Le biografie esistenti di Croce sono molto datate, perché una biografia fu scritta da Fausto Nicolini. Fausto Nicolini era di casa nell'appartamento di Croce, pranzava e cenava con Croce, era un'amicizia, la loro fu un'amicizia cinquantennale, ma proprio per questo Nicolini dà un po' di informazioni, ma su molte cose non è esaustivo, in particolare sull'attività politica di Croce, su tutta la seconda parte della vita di Croce, ma anche nella prima parte tace completamente la sfera privata. Per esempio non parla mai e non nomina nemmeno la compagna dei primi 20 anni di vita di Croce, Angelina Zampanelli, non ne fa parola. Non ne fa parola. Poi ci fu la biografia, due biografie, una biografia per immagini di Italo De Feo e una biografia invece, diciamo, un volume biografico su Croce, ma quella di De Feo è una biografia, io la definirei una biografia dall'esterno, nel senso che anche lì non ci sono i dati personali, c'è poco sulle famiglie, c'è poco sull'attività politica, c'è poco sulla compagna dei primi anni di maturità di Croce e poco sulla famiglia, poi sulla moglie Adele Rossi e sulla vita familiare di Croce. C'è poco sulle polemiche. Poi ci sono state delle opere importanti come le opere di Giuseppe Galasso, Croce e lo spirito del suo tempo, ma quella non è una biografia, è un grande percorso nella vita intellettuale di Croce sullo sfondo dei grandi avvenimenti storici, però non c'è propriamente nulla di biografico. Poi ci sono i lavori interessanti di Giancristiano Desiderio, Vita intellettuale e affettiva di Benedetto Croce, che sono di piacevole lettura, ma sono aneddotici, quindi non danno una biografia, danno come dire, delle vedute su diversi aspetti della vita di Croce, ma anche lì, per esempio, quasi nulla sulla politica. Quella di Nicolini, avevo letto precedentemente quella di Nicolini, forse perché come aveva Amore Oxorio, suppongo lui, perciò ha taciuto quella però non si può tacere una cosa a parte, perché poi era parte fondamentale della vita di Croce, Angelina Zampanelli. Ma sì, io credo che una biografia debba parlare di questi aspetti, altrimenti è una biografia dimidiata, insomma, monca. Ora, lì c'era probabilmente un elemento di discrezione, perché siccome Fausto Nicolini era appunto molto familiare in casa Croce, conosceva molto bene la moglie di Croce, sposata nel 1914, dopo la morte di Angelina, e quindi probabilmente ritenne, erano anche altri tempi, allora magari si riteneva
poco, come dire, poco elegante fare accenno a queste cose. Oggi non abbiamo queste pruderie, non abbiamo queste reticenze, per cui non c'è assolutamente nulla di strano in tutto ciò. Ricordo poi che è in corso anche una biografia di Croce scritta da Emanuele Cutinelli Rendina per Aragno, e quindi avremo più biografie di Croce, ma questo credo che sia una cosa bella, perché significa che la figura di Croce sta tornando a riscuotere interesse. A me è piaciuto molto il suo, l'ho letto in 3-4 giorni, veramente 100 pagine al giorno su 400. Aspetto il secondo volume. Volentieri. Grazie. Bisogna dire in questi casi, se la salute mi assiste, arriverà sicuramente. Allora interrompo la registrazione, grazie.